Io adoro la terra, mi è sempre piaciuto organizzare la vendemmia, fare la vendemmia con i miei nonni, con mio papà e ho voluto tornarci. Abbiamo pensato l'anno scorso di fare questa vendemmia notturna per due motivi, un motivo di climatico, nel senso che negli ultimi anni c'è un aumento delle temperature anche al nord, e il secondo motivo è fare una ricerca delle fasi lunari, quindi cercare la fase lunare migliore per andare a fare la vendemmia, quindi vedere anche la luna che influenza ha sulla vendemmia. Spiega chi ha partecipato a questa raccolta. E questa è una bella iniziativa, soprattutto perché proviene da una giovane imprenditrice, donna, giovanissima, anche mamma, e che è un'ex bocconiana, cioè una ragazza che ha fatto la Bocconi e che ha voluto anche lei cimentarsi nell'avventura del vino. La vendemmia notturna è stata una novità per le nostre zone ed è una novità anche poi tutta la selezione dei vini che ne ha fatto. Vigna di Sara, per cui staremo a vedere poi cosa ne uscirà. La nostra associazione riunisce 8 delle 14 aziende presenti nel territorio che producono questo vino, un vino decisamente di nicchia perché si produce in un fazzoletto di terra di appena 100 ettari, aziende piccole o piccolissime che producono 3, 4, 5.000 bottiglie all'anno. È un passito, si distingue per dei tempi di passitura molto brevi, un vino che si produce con le tecniche del poeta greco Esiodo, appartiene alla famiglia delle malvasie, è dell'unico che si produce con la tecnica descritta dai poeti greci, quindi tutta una serie di elementi che ci fanno presumere che il primo ad essere in qualche modo prodotto nell'antichità sia stato proprio il greco di Bianco. Io sono partito 25 anni fa sui mercati esteri e mi è stato più facile aprirmi mercati allora nuovi e consolidare delle amicizie che oggi producono circa 4 milioni di vendite in oltre 50 paesi, e questo è un valore importantissimo che pochissime piccole imprese hanno. Quindi siamo molto diffusi, ma solamente perché l'inglese e internet ci ha aiutato ad essere estremamente veloci e adattabili alle esigenze di questi mercati. Lo stagionalizziamo con un packaging un po' più elegante, meno focalizzato a Natale, con gusti innovativi, con una frutta nuova che può essere anche solo cambiare l'arancio e usare il mandarino tardivo di Ciaculli, quindi è un dolce ancora più interessante, più profumato, che volentieri il cliente prende anche in momenti diversi del Natale, specialmente se non ha la tradizione nostra e non è focalizzato. Facciamo come? Andando sul mercato, per esempio, di cultura ortodossa, tutto il mondo filorusso che compra il panettone a gennaio, a febbraio, e nella Pasqua ortodossa. Quindi in momenti dove noi non siamo abituati, vendiamo il panettone tutto l'anno in Francia, dove mangiano il panettone con il foie gras. Ecco, quindi andare alla ricerca di mercati specifici diversi. Il cliente non sempre italiano, oggi non più, il nostro cliente non è più solo italiano, parte dall'italianità, cerca l'italianità, vuole il gusto italiano, questo sì, e noi abbiamo gusto. Una nuova grappa bianca, è vero. Dopo tanti anni di prodotto invecchiato, di legno e di barrique, vogliamo far riassaggiare o far scoprire la grappa bianca anche al consumatore più moderno. Però per fare questo ci siamo inventati una innovazione che però, se andiamo a vedere, probabilmente non c'è niente di innovazione. Anfora perché? Perché è un prodotto, una grappa bianca tradizionale che sta per almeno 10 mesi in questi contenitori di terracotta. L'anfora, la terracotta lascia traspirare l'ossigeno e questa microossigenazione
fermentazione ammorbidisce il prodotto e lo fa diventare morbido come una grappa invecchiata, però senza l'influenza del legno. Ma il mercato oggi chiede grappa invecchiata, ma noi siamo i produttori, quindi noi possiamo anche provare a proporre prodotti diversi. La nostra intenzione è quella di far riscoprire un distillato bianco che ha già delle caratteristiche importanti, che non è detto che ci debba essere il legno, quindi una grappa può essere una buona grappa bianca. Le uve sono principalmente trentine, 70% vitigni rossi e 30% vitigni bianchi. Parliamo di Marzemino, di Teroldego, di Muller, di Chardonnay e di Moscato.